Le necessità di queste due città sono totalmente diverse. Sono forse due città complementari, ma sono diverse. Una è una città di mare, una è una città di terra. Due città che Vincenzo Conte conosce bene, è nato ed ha abitato a Venezia, si è poi trasferito a Mestre dove è diventato presidente di municipalità e il 1° dicembre voterà a favore della creazione di due comuni, una scelta, afferma, che a Mestre porterà i servizi più vicino ai cittadini. Nelle ultime due consigliature la maggior parte dei consiglieri comunali di Venezia e degli assessori erano della terraferma. Eppure si va a Venezia, io capisco che sono temi importanti e che riguardano tutti, ma si va lì, si parla di grandi navi, di turismo, del Mose, ecco, sono cose importanti, ma onestamente al mestrino, alla signora Maria, poco interessano. Il cittadino ha piacere che tu gli risolvi il problema del punto luce, delle caditoie che non funzionano, delle strisce che non sono più disegnate. Ecco, queste sono le cose che interessano il cittadino. Conte ricorda le tante promesse mancate di questi anni, dalle assicurazioni che con la città metropolitana la questione sarebbe stata superata, allo svuotamento delle municipalità con conseguente centralizzazione amministrativa e invita a smetterla di spaventare gli elettori. Il terrorismo di oggi qual è? Allora, se ci dividiamo, perdiamo il casino, perdiamo il porto, parlano quelli che vogliono, no, perdiamo l'aeroporto. Allora, signori, l'aeroporto non lo amministra il comune di Mestre o di Venezia, è la SAVE. Il porto lo amministra l'autorità portuale. Le aziende ACTV, Veritas, ecco, sono aziende partecipate. Se ci si divide, ci sarà un ennesimo comune che parteciperà pro quota. Mestre può benissimo reggersi economicamente da sola, persino come Venezia col turismo, a partire, conclude Conte, dai tanti nuovi alberghi aperti. Quanta tassa di soggiorno introita quegli alberghi adesso? Sono tutte tasse di soggiorno che andrebbero al neonato comune di Mestre. Voi sapete che c'è la ZTL autobus, cioè ogni autobus di turisti che arriva nel nostro territorio paga un balzello, e che non da poco. Circa 200.000 arrivi di autobus all'anno. Quanti ne possono essere andati a Tronchetto? Esageriamo, il 50%. È stato il 50% che arriva a Mestre.